cucininsiemeincucina.it, sono Maria. Oggi preparerò la pasta con i broccoli arriminati. Sto mangiando la pasta con i broccoli, chi è che rompe? Insieme alla pasta al forno, la pasta con i broccoli arriminati è la pasta più rappresentativa di Palermo. È tra i piatti preferiti del commissario Montalbano ed è una vera e propria icona per i palermitani. In palermitano arriminati significa mescolati o meglio mantecati in tegame. Ma a Palermo i broccoli sono i cavolfiori, mentre i broccoli conosciuti nel resto d'Italia da noi si chiamano spargelli. Vi confundissimo! Di stranezze ce n'è tante a Palermo. Per esempio abbiamo l'abitudine di usare verbi intransitivi in maniera transitiva. Cara la pasta, che l'acqua bolle! Esci il pane dal freezer! Ma che ci volete fare? Siamo del sud e siamo orgogliosi delle nostre tradizioni. Adesso vediamo la sigla e scopriamo gli ingredienti per questo piatto. Per questa ricetta li ho acquistati da Eurospin e sono un cavolfiore, acciughe ondina, doppio concentrato di pomodoro, delizie del sole, cipolle, uva passa e pinoli, sale, pepe nero, pane raffermo grattugiato, zucchero, pasta a bucatini tremolini, olio, zafferano. Iniziamo col tagliare il broccolo. Iniziamo a levare le foglie. Adesso metto i broccoli in una ciotola per lavarli. Io li lavo con acqua e bicarbonato. Adesso li metto a sbollettare con acqua e sale nella pentola. L'acqua deve ricoprire i broccoli. Adesso aggiungo 2 cucchiaini di sale e adesso li metto nel fuoco a fuoco medio per mezz'ora. I broccoli sono pronti, li ho scolati e messi da parte. L'acqua l'ho conservata per calarci la pasta. Inizio a preparare il condimento. Verso l'olio e la cipolla e la faccio solare un poco. Aggiungo un pizzico di sale. Adesso che ho fatto rosolare un po' la cipolla, butto le acciughe e le faccio sciogliere.
Adesso aggiungo il concentrato di pomodoro, 40 grammi. Adesso aggiungo passolina e pinoli in 4 cucchiaini. Adesso verso 2 mestoli di acqua che ho conservato. Il condimento è pronto, lo metto di lato e accendo l'acqua per la pasta. E nel frattempo tosto un po' di pane raffermo grattugiato in 3-4 cucchiai. Facciamolo tostare a fiamma bassa e mescoliamo a continuazione. Il pane al raffermo grattugiato e tostato. Ho scolato la pasta, l'ho messa di nuovo nel tegame, adesso aggiungo il condimento e la faccio cuocere per un altro minuto. E adesso preparo il piatto. E il nostro piatto è pronto. Adesso l'assaggio. Imparerina. Ma Ma che lo metti nel video? no, cosa ti giro? Ma che cos'è l'attrice comica? Comica, dice tutte cose. Aspetta! Ah, Dai. ok. Era la pasta che l'acqua bolle, esce il pane dal freezer. Non mi Staccali piace, però. non fa- Così un pochettino meno arrabbiata. No, arrabbiata no. Meno arrabbiata, meno. Fatto come la bambina. No, Ma che lo metti nel video? no. Non mi piace pasta, no. Sì, cade, sai. Effettivamente cosa no? Oggi preparerò le aracine al burro. Allora, facciamo una pallina rotonda e la schiacciamo. Così. E andiamo inserendo tutte cose. L'ho fatto un po' ovale perché è così che si distinguono le arancine al burro da quelle alla carne. Le mie arancine al burro sono pronte. E adesso vediamo come è venuto. Buonissimo. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella.